Presidente Cortellazzo, Acque Venete anche quest'anno aderisce al diario scolastico 2024-2025 e tutti i colori del Veneto. Cosa significa e cosa ha significato anche in questi anni per voi? Significa consolidare una ottima iniziativa che ha proposto qualche anno fa, ormai oltre 5 anni fa, la Voce, che inizialmente era una distribuzione e un'iniziativa che riguardava solamente la provincia di Rovigo e il comprensorio di Acque Venete, e negli ultimi 3 anni si è estesa questa offerta molto apprezzata, a mio parere, anche dalle famiglie, perché poi è anche non è solo simbolico ma è anche economico aiuto alle famiglie quando devono acquistare libri, diari e quant'altro. Questa è la terza nell'area padovana, per cui stiamo parlando di quasi 15.000 ragazzini tra diari e quaderni, e analogamente anche la parte rodigina. Poi insomma la presentazione in una sede stupenda e in un ambiente stupendo come quella del Parco Colli è ancora più affascinante ed entusiasmante. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di riproporlo, replicarlo negli anni, tant'è che da una quasi scommessa esclusivamente nel territorio rodigino, adesso oltre la Bassa Padovana insomma c'è anche un territorio più esteso del Veneto, tant'è che la riproposizione fotografica è dei colori del Veneto, per cui insomma bella cosa. I bimbi sono il territorio più fertile, il terreno più fertile per noi genitori, per chi educa, per chi lancia messaggi. Il messaggio che vuole lanciare Acque Venete qual è? Il messaggio che vuole lanciare Acque Venete, per quello che è di sua competenza, cioè ovvero la parte del servizio idrico integrato, perché poi al di là dell'aspetto fotografico è molto bello e molto anche interessante, sono molto interessanti i contenuti all'interno del diario, che ovviamente variano dalla parte, ripeto, dell'acqua alla parte dell'ambiente, dalla parte dei rifiuti, alla parte dell'aria, insomma la parte della pesca, perché insomma abbiamo anche un territorio molto vasto, e per cui oltre ad essere un omaggio, ma è anche secondo me un omaggio con contenuti dal punto di vista ambientale molto utili anche per i ragazzini, che ovviamente a quell'età lì è non solo corretto ma doveroso che inizino anche a conoscere con più dimestichezza anche i propri territori. Siamo con l'assessore Lucia Zuin al sociale di Cervarese di Santa Croce e con Jenny Canevarolo, l'assessore all'istruzione e agli eventi giovanili e culturali di Lozzo Testino. Il diario scolastico verrà distribuito anche a 15.000 studenti del Parco dei Colli Euganei e della Bassa Padovana e dei comuni che vi riguardano. Che risultati avete, che apprezzamento avete rispetto al prodotto? Buonasera innanzitutto, e in qualità di assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione devo dire che i genitori hanno apprezzato tantissimo questo regalo, questo dono che viene fatto ormai da alcuni anni per i ragazzi. Ai ragazzi invece è piaciuto proprio lo spirito di fumetto, di tanti colori, di tante opportunità, ed è una grande opportunità per loro per conoscere il territorio, i nostri colli, dove viviamo, e per scoprire anche tanti luoghi che non sempre vengono conosciuti e vissuti. Assessore Canevarolo, per voi cosa significa anche a Lozzo Testino? Buonasera a tutti, intanto è molto apprezzato soprattutto dalle famiglie, perché è un piccolo contributo che le famiglie appunto non devono sostenere le spese magari con 1 o 2 figli, e quindi è un aiuto piccolo, però un aiuto. Ed è apprezzato dai ragazzi perché appunto concordo con la mia collega che ha detto colori, le piccole vignette, le piccole cose scritte, ai ragazzi è molto piaciuto e così sono informati, magari informano anche le famiglie o gli amici, per cui veramente è un gesto che questo è il 3° anno, perché ho iniziato il mio percorso come assessore all'istruzione ed è molto veramente una bella idea.